Il caffè. La Treccani lo definisce come una pianta, una bevanda, un luogo d'incontro. I chicchi di caffè con i quali si prepara la bevanda sono i semi di una pianta, originaria dell'Etiopia. Questa pianta oggi è coltivata in tutti i paesi tropicali e la coltivazione e il trattamento dei chicchi richiedono molto lavoro. La pianta del caffè è un alberello sempreverde della famiglia delle Rubiacee, originaria dell'Abissinia, ossia una regione meridionale dell'Etiopia. Questa ha foglie simili a quelle dell'alloro e piccoli fiori bianchi profumati. Il frutto maturo è una drupa che assomiglia molto a una ciliegia, sia per la forma che per il colore rosso vivo della buccia. Questa racchiude la polpa e due semi verdi, ossia i chicchi di caffè. Molte sono le specie di piante del caffè, ma le più coltivate sono il caffè arabica, originaria dell'Abissinia, e il caffè robusta, originaria del Congo. Questa è una piccola introduzione al mondo del caffè e puntata dopo puntata analizzeremo e studieremo insieme questo mondo. Benvenuti alla prima puntata di Caffè Sospeso. Ciao ragazzi, io sono Antonio Soriente e oggi siamo nel primo episodio di Caffè Sospeso. Primo episodio che faremo a Milano. Strano ma vero. Per il semplice fatto che in questa serie andremo a decidere qual è il caffè più buono d'Italia. Molti diranno, vabbè, il caffè più buono d'Italia sta a Napoli. Anche io la penso come voi perché parto col pregiudizio e questo pregiudizio deve essere abbattuto. Non andremo a provare i caffè classici dei bar, ma andremo a provare caffè specifici come quelli che ho selezionato per la puntata di oggi, che saranno i caffè della caffetteria I Marchesi e il caffè della caffetteria e pasticceria Cova. Guagli, noi siamo pronti, ci dirigiamo in via Monte Napoleone perché sono entrambe in via Monte Napoleone. Siamo pronti, andiamo. Il primo caffè che vorrei provare è il caffè di Cova, che è un'antica pasticceria che nasce a Milano nel 1817 nei pressi del teatro La Scala. Questa attività principalmente diventa famosa per la pasticceria e diventa anche molto importante nel periodo del Risorgimento. Infatti diventa un locale frequentato da persone di un certo calibro come Giuseppe Verdi, come Puccini ed altre persone abbastanza note a quell'epoca. Successivamente succede che nel 1950 decide di chiudere nei pressi del teatro La Scala e decide di aprire in via Monte Napoleone. Via Monte Napoleone, una delle vie più rinomate e all'avanguardia del momento, non di questo momento, anche di questo momento, ma anche dell'epoca, che stava iniziando ad acquisire il suo valore e decise di spostarsi lì, aprendo sia caffetteria che pasticceria. La qualità della pasticceria rimase la stessa e con l'aggiunta della caffetteria c'è stato il glow up. E infatti la miscela del caffè Cova nasce dall'unione di chicchi di piantagioni sia del Brasile sia dell'America centrale. Parliamo sempre di chicchi di origine arabica. Precisamente il caffè di Cova è fatto da 5 miscele differenti di caffè arabica e l'unione di queste 5 miscele porta alla nascita di questo caffè particolare e noi lo andremo a provare. Questo per esempio è molto affascinante e sono tutti reperti storici fantastici, queste cose fantastici. Anche qui se vedete tutto fantastico, tutti i tipi di estrazione che potevano avere all'epoca. Bello, questo è bello. Questo è il nostro posto, molto carino. Abbiamo aperto il menù. Leggiamo. C'è una breve presentazione del caffè Cova. I prezzi non sono bassissimi. Ne prenderemo un espresso dal prezzo di 5 euro. E qui c'è anche la spiegazione della miscela del caffè che vi ho spiegato prima. Logicamente nel menù ci sono anche tantissime altre cose, ma noi non ci interessa, noi puntiamo all'espresso. Prego, sì. Buongiorno. Buongiorno, per me è un espresso. Sì, arrivo. Grazie. A lei. Nel mentre, nuova storia su Instagram, seguitemi su Instagram, che dobbiamo crescere anche su Instagram, raga, dai. Cosa che vorrei provare a fare in questa serie è non utilizzare lo zucchero. Sarà difficile, io ci proverò. È arrivato l'espresso, però senza acqua. Vabbè, ci accontenteremo, 5 euro un espresso senza acqua, va bene così. Il caffè si presenta così. Molto carino, sembra molto buono. Bella anche la tazzina.
per sentire meglio gli aromi del caffè andiamo a muovere la cremina che c'è sopra. Raga, ha un buon odore. Raga, il caffè espresso è un caffè fatto ad alta pressione, infatti ci vogliono 20-30 secondi per l'estrazione del caffè. Lo provo senza zucchero. Raga, non sono amante del caffè senza zucchero, però è un buon caffè, molto forte, si sente, si fa sentire. Un caffè forte, molto deciso, ma non dà fastidio, cioè ti lascia una bocca molto aromatica, tra l'amaro e il dolce, non è male. La cremosità del caffè era da 1 a 5, un 3,5. L'odore che ha rilasciato quando abbiamo scomposto la cremina sopra era sempre di un 3,5. Il sapore, l'aroma, quello là che ci ha rilasciato il caffè in bocca senza zucchero all'assaggio, quindi senza l'utilizzo dello zucchero, raga, un 4 su 5. 4 su 5, non è disgustoso, è molto buono. L'unica pecca, non c'era il bicchiere d'acqua prima ed io da buon napoletano sono abituato al bicchierino d'acqua prima del caffè, ma questa è una cosa buona. Ora andiamo a pagare e passiamo al secondo caffè del giorno. Raga, appena usciti, fatto lo scontrino e a pochi metri di distanza c'è un'altra caffetteria famosissima, pasticceria e caffetteria I Marchesi. Pasticceria fondata da Angelo Marchesi quasi 200 anni fa e che da 200 anni garantisce prodotti artigianali ad altissimi livelli. Per questo motivo Marchesi e Lavazza stringono una partnership all'insegna dell'eccellenza italiana, esaltando l'alta pasticceria e il rito del caffè. Infatti possiamo trovare 3 miscele di caffè: Panama Geisha, Maravilla e Milano Heritage Blend. Il locale è fatto benissimo e come vi ho detto prima siamo qui a provare un caffè diverso, non il classico caffè espresso come abbiamo provato prima, ma proveremo un altro tipo di caffè. Questo è il menù molto carino, con la storia che vi ho raccontato un po' prima in inglese, e noi però vogliamo provare oggi una cosa molto più particolare. Eccola qua, raga, noi oggi, come vi ho detto prima, c'è il Maravilla, il Panama Geisha, ma noi oggi proveremo il Maravilla. Questo caffè è particolare perché ti lascia un retrogusto molto fruttato, estrazione con moka, quindi un'estrazione a bassa pressione a differenza dell'espresso ad alta pressione, quindi un'estrazione molto più lenta e molto più delicata. Non so se dice Maravilla, Maraviglia, boh, non lo so, io se sbaglierò non fa niente, mi correggeranno loro. Prego. Allora, vorrei prendere questo qua, Maravilla. Non abbiamo, in questo momento non è disponibile purtroppo. Non abbiamo neanche il Panama, nessuno dei due purtroppo. Ok. Come? L'estrazione con moka. Non abbiamo proprio chicchi. Anche il Quindi il caffè normale, se le vuole io glielo faccio con la moka. Va bene il caffè normale Ok, con la moka. perfetto, allora. Va bene. Voleva qualcos'altro? Acqua. Acqua, naturale, va Naturale, bene? va bene. Perfetto. Raga, che peccato, che peccato. E credo quindi che proveremo un Milano Heritage Blend, non so se l'ho detto bene, che dovrebbe essere una miscela formata dal 60% di chicchi provenienti dal Brasile, il 10% di chicchi provenienti dall'India e il 30% di chicchi provenienti dalla Colombia, sempre di origine arabica. Raga, è arrivato il caffè con la moka. Bello, bello, bello. Pensavo di vedere l'estrazione in diretta, non fa niente, però è molto carino come presentazione. Ora lo proveremo. Ok. Non si fa la cremina come l'espresso, l'estrazione è a bassa pressione e il colore è un po' più chiaro. Allora, la verità, questo sembra cioccolata, veramente. Senza zucchero, ora lo proveremo. Molto leggero, però in questo caso sembra più leggero come gusto
bocca, non ti lascia quella corposità che ti rilascia il caffè espresso, essendo un caffè più leggero, quindi estratto diversamente a bassa pressione e un po' più lungo, c'è più caffeina all'interno di questo caffè rispetto a quello precedente, molto buono, e l'ho preso con molta voglia e con molta tranquillità, sempre senza zucchero, ed è una cosa che per me è strana e mi è nuova, per essere un caffè estratto con moka è un buon 4, anche se non è una media tra i diversi fattori, ma è il complessivo, perché è un altro tipo di caffè a differenza dell'espresso, e quindi per me è un buon 4 su 5. Quello di prima è un buon 3,5 su 5, però stiamo parlando di un altro ambito del caffè espresso, questo invece è con moka, sono due cose differenti e quindi le valutiamo anche in modo differente. Ora andiamo a pagare e tiriamo le somme. Il totale che abbiamo speso qui da Marchesi è di 20 euro, un caffè estrazione con moka, di un livello molto alto il caffè, senza ombra di dubbio, però il contesto è un po' particolare, abbiamo questo tipo di macchine, ci sono solo macchine di lusso e una smart, e quindi il prezzo può sembrare non giusto, ma purtroppo qui è giusto che sia così, anche perché siamo su un corso, su una via dove ovunque ti giri hai qualcosa di costoso, di lussuoso. Cioè guardate qui, zio! Il caffè che ho preferito è stato quello con l'estrazione in moka fatto dai Marchesi. Proveremo altri caffè in tutta Italia, solo se questa puntata raggiungerà almeno 700 mi piace. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo format, di questa nuova idea, di quello che stiamo andando a fare. Quindi raga, mi raccomando, condividete il video anche su WhatsApp, fatelo vedere ai vostri genitori, fatelo vedere agli appassionati di caffè. Ci vediamo in un prossimo video e spero anche in un prossimo episodio.